Allora, cari telespettatori, siamo sempre collegati con il professor Marco Crepaldi, psicologo, fondatore e presidente di Hikikomori Italia. Allora, Presidente, volevo chiederle questo. Lei prima accennava della pressione sociale, al fatto che ci sono delle aspettative che può avere la famiglia, quindi i genitori o il contesto in cui si opera. Tante volte ci sono dei ragazzi che sono bravissimi, gli insegnanti hanno delle aspettative di risultato, poi con la crescita, con lo sviluppo qualcosa manca, c'è un cambiamento e non si sentono più adeguati ad affrontare certe situazioni sempre di pressione, cioè mi aspetto che tu faccia questo, che avviene in tanti modi questa aspettativa. Può essere questa una delle cause? Allora come evitare di impattare poi in sensibilità di alcuni giovani? Ci sono dei sintomi che possono mettere allerta gli adulti per cercare di evitare anche certe aspettative? Cosa consiglia lei alle famiglie che si rivolgono a lei? Purtroppo è molto complesso perché si tratta di un problema in parte strutturale della società, no? Noi stiamo costruendo una società molto competitiva, molto pressante da questo punto di vista, con modelli di successo sempre più alti, quindi insomma bisognerebbe in parte cambiare anche questo modello sociale. Nel concreto cosa possono fare le famiglie, ma soprattutto mi verrebbe da dire anche le scuole, perché anche gli insegnanti possono fare tanto, visto che il problema spesso insorge durante gli anni scolastici. Per esempio cercare di avere più attenzione ai ragazzi più fragili caratterialmente, quelli più timidi, quelli più introversi, quelli più chiusi. Io penso che serva uno psicologo in ogni aula scolastica, perché purtroppo i professori o a volte non hanno le competenze psicopedagogiche o a volte non riescono proprio per difficoltà del numero, dato dal numero delle persone in aula, ad avere l'attenzione adeguata alle dinamiche di gruppo, no? Quindi a chi subisce bullismo, a chi viene deriso per essere appunto diverso. Quindi credo che sia fondamentale che la scuola riesca a tutelare anche i ragazzi più fragili caratterialmente in un contesto sociale come quello della classe, e le famiglie devono assolutamente cercare di ridurre al minimo le pressioni su questi ragazzi. Ovviamente la pressione può essere anche una cosa stimolante, perché uno magari essendo pressato, e la competizione in alcuni ragazzi gli aiuta a performare di più, no? La competizione non è uguale per tutti, ci sono persone che nella competizione riescono ad eccellere, però ci sono anche dei ragazzi che vengono soffocati dalla competizione, dalle aspettative, dal futuro incerto che è sempre più nero per queste generazioni, no? Il futuro sembra così pauroso e poco ottimista, tra il cambiamento climatico, le pandemie, il mercato del lavoro in crisi. Quindi insomma bisogna cercare di aiutare questi ragazzi prima di tutto a stare al mondo, a reggere le pressioni e poi pensare magari di caricarli, no, di aspettative, perché invece questi ragazzi spesso vengono caricati fin dall'infanzia da aspettative. Devi trovare un lavoro, devi trovare la ragazza, devi essere bello, devi essere simpatico, e poi questi ragazzi crollano. Ecco, senso di impotenza di fronte alla realtà che gli si prospetta, di fallimento esistenziale, che ha detto che non è non necessariamente depressione, no? Possono essere legati anche a un rifiuto di comunicare con i genitori, con la famiglia, con i coetanei, rifiuto di frequentare anche certi ambienti fisicamente. Guardi, la comunicazione intima è uno degli aspetti chiave. Questi ragazzi sono soprattutto maschi, perché spesso appunto i maschi, per il loro ruolo di genere, manca della competenza emotiva. Cioè, i maschi sono più pressati a essere virili, a essere forti, a non chiedere aiuto, a non esprimersi nelle loro emozioni. Quindi è curioso notare appunto che il 70-80% degli hikikomori siano maschi. Quindi sì, fondamentale il concetto di comunicazione intima, di rapporto emotivo profondo. E i genitori possono far tanto, però spesso i genitori oggi non riescono ad avere contatti con i figli. Perché? Perché ci troviamo in una generazione a cavallo, in due generazioni spesso a cavallo tra quella che è l'era digitale. Quindi tra i genitori e i figli è esploso internet, è esploso il mondo digitale, quindi genitori e figli sono lontanissimi. I figli vivono in un mondo con dei modelli, delle abitudini, dei linguaggi, e i genitori vivono in un altro mondo, quindi non riescono a comunicare più di qualunque altra generazione forse nel corso dell'esistenza, no? C'è stato proprio una voragine tra queste due generazioni, quindi i genitori devono fare un extra sforzo per riuscire a entrare in contatto intimo con i figli, e spesso non riescono. L'esempio, quindi dicevamo prima, non è che il fatto di stare sempre davanti al PC voglia dire essere hikikomori, ma si tratta di una serie di sensazioni che una persona prova e quindi si chiude alla realtà. L'esempio di genitori che magari vivono più la vita reale, quella fatta anche di attività sportiva, di attività all'aperto, relazionale, e cercano di lasciare da parte questo mondo del web, può essere utile ad affrontare la realtà e quindi portare o no?
I genitori ovviamente sono degli importanti modelli di riferimento quando si è giovani, insomma, soprattutto i bambini, ma anche gli adolescenti hanno come riferimento i genitori. Quindi lo stile di vita dei genitori, che non è solo pressato magari sulle aspettative del figlio, perché il problema secondo me è che molti genitori hanno come unico obiettivo quello di vedere il proprio figlio realizzato. E questo potrebbe essere una cosa bella, no? Però è anche vero che è molto pressante, perché ci troviamo ad avere dei figli che non solo sono in ansia per la propria realizzazione, ma sono in ansia anche perché se falliscono nella propria realizzazione sanno di far sentire in qualche modo male i propri genitori, insomma si sentono in colpa rispetto anche a quelle che sono le aspettative dei genitori. Quindi credo che sia fondamentale che i genitori riescano a mantenere uno stile di vita che non sia totalmente incentrato sul figlio. Non l'abbiamo detto, ma spesso nelle famiglie Kikomori c'è un profilo di genitori ansiosi, in particolare la madre magari tende a una iperprotezione in buona fede, no? Con l'obiettivo di essere una buona madre, però questa iperprotezione non aiuta allo sviluppo del processo di indipendenza del figlio, perché poi il fatto di Kikomori potrebbe essere interpretato come un eterno adolescente, come una persona che non riesce a emanciparsi dalla famiglia e ovviamente ha le sue responsabilità, la società ha le sue responsabilità, ma anche i genitori in questa incapacità del figlio di diventare adulto hanno delle responsabilità anche in base al proprio approccio educativo. Lei come professionista ha interagito con ragazzi che hanno questo comportamento, ci ha parlato, esiste la volontà da parte loro, la consapevolezza di essere incanalati in una certa veste, cioè lo sanno, dici sì, so che sono i Kikomori, l'ho scelto, ci voglio uscire, non ci voglio uscire, mi piace starci, non ci riesco, cioè sono espressi in qualche modo? Ma sicuramente questo varia molto da ragazzo a ragazzo. Il Kikomori non deve diventare un'etichetta, secondo me, diagnostica, anche perché poi diventa, come tutte le etichette, potrebbe essere oggetto di stigma, no? di derisione. Alcuni sì, alcuni hanno piacere a identificarsi negli Kikomori, altri non hanno piacere a avere questa etichetta, ma non è importante perché il Kikomori serve solo per parlarne, per identificare un problema, un fenomeno sociale che è in crescita, e credo che parlarne sia fondamentale perché questo fenomeno esiste ormai purtroppo da diversi anni, anche in Italia, è però molto sommerso e ci sono tantissime persone in Italia che sono in questa condizione, ma in rapporto alla gravità del problema se ne parla veramente pochissimo. Quindi al di là del fatto che un ragazzo si identifichi o meno in Kikomori, abbia piacere o meno a identificarsi in questa categoria, questo dipende, ripeto, io credo che sia fondamentale parlarne come fenomeno sociale e cercare di trovare delle soluzioni, altrimenti ci troveremo tra qualche anno con centinaia di migliaia, forse addirittura milioni come in Giappone di persone che non sono in grado di inserirsi nel tessuto sociale. Questo sicuramente credo che sia un problema di tutti. Infatti nel mio libro, io concludo il mio libro dicendo che l'Hikikomori è un problema di tutti, è un problema che riguarda tutti perché è un problema che in qualche modo non può lasciarci indifferenti. Assolutamente, ma secondo me è un problema, lei ha detto che appunto è un problema sociale, un problema per chi lo vive, per la famiglia che magari si preoccupa e tutto, e per la persona che poi così non riesce a realizzarsi normalmente. Se ne può uscire. Non è una patologia, non è una cosa, comunque è una problematica. Se ne può guarire, tra virgolette, tra virgolette. Spesso diventa purtroppo una patologia psicologica e sì, se ne può uscire, ecco, usiamo un termine un po' più neutro, meno medico, anche se non ci dovrebbe essere tutto questo stigma, insomma, sulla malattia mentale. Sì, se ne può uscire, ma la possibilità di uscire dipende molto da quanto uno riesce a intervenire prima. È proprio evidente che più uno riesce a intervenire prima e riesce a intervenire in modo multidisciplinare e sistemico. Multidisciplinare vuol dire che bisogna coinvolgere psicologi, ma anche psichiatri, nel caso ci fosse bisogno di qualche terapia farmacologica, educatori, famiglia, scuola, insomma bisogna mettere insieme le competenze. E sistemico vuol dire che non bisogna agire solo sul ragazzo che ne soffre, ma bisogna agire anche sulla famiglia. Infatti noi facciamo gruppi per i genitori, per i parenti, bisogna agire sul sistema scolastico che non funziona e ovviamente bisogna provare ad agire anche a livello macrosociale. Se ne può uscire, ripeto, ma bisogna impedire in tutti i modi che il problema si cronicizzi. Se noi riusciamo a intervenire nei primi mesi o ancora meglio al peggio nei primi anni, si può veramente avere un processo di reversione di questo isolamento cronico, no? Che tende a cronicizzarsi. Però purtroppo a noi arrivano spesso, proprio perché non se ne parla e non si sa riconoscere il problema e quindi non si sa che pesce pigliare, a noi arrivano persone che magari hanno figli in isolamento da 4, 5, addirittura a volte già anche 10 anni, e quindi in quei casi ovviamente
intervenire molto complesso, perché il problema è andato molto a, diciamo, cristallizzarsi, a cronicizzarsi, e magari ci sono anche delle patologie più gravi ancora che si sono associate, quindi è importantissima la prevenzione, bisogna sapere riconoscere e non bisogna ignorare il problema, non bisogna sottovalutarlo neanche in questo periodo storico, perché il fatto che non si possa uscire di casa non significa che non si possa lavorare a livello psicologico sul problema. Quali sono gli elementi che dovrebbero allertare le famiglie e non aspettare ancora? Perché magari si aspetta tanto, perché non credo perché si ignori il problema, ma perché magari si crede che possa essere un comportamento legato alla crescita, normale, tutti i ragazzi fanno così, eccetera. Che cosa secondo lei è l'elemento cardine su cui dire no, devi intervenire, devi farti supportare da un'equipe di professionisti? Il sintomo. Non è facile, guardi, è una domanda molto complessa, perché a volte neanche gli stessi professionisti riescono a distinguere alcuni comportamenti adolescenziali da dei comportamenti che possono essere appunto psicopatologici o magari appunto anche legati al disturbo dell'adattamento. E io credo che questa pandemia non abbia neanche aiutato, perché ha confuso molto il fenomeno, no? Magari uno, come dicevo, non ha chiaro effettivamente se il figlio è isolato per un motivo o per un altro. E prima della pandemia molti genitori si attivavano nel momento in cui il figlio abbandonava la scuola, e questo era già diciamo, un campanello d'allarme molto grande, quando il problema già probabilmente è molto grave, ma non gravissimo rispetto appunto ad altri casi. Quindi in questo momento con la DAD, con le scuole chiuse, non c'è magari neanche questo campanello d'allarme abbastanza chiaro, evidente del ragazzo, no? E quindi forse effettivamente l'unico modo per capire se c'è un problema è parlare col figlio e capire se lui vive male il rapporto con gli altri, e quanto lo vive male, sia a tal punto da ipotizzare, anche pianificare un possibile distaccamento dalla società. Quindi l'unico modo per capire effettivamente se c'è un problema è andare a fondo, e se il ragazzo non accetta un aiuto, come spesso capita in questi casi, e quindi non vuole vedere nessuno psicologo, in quel caso ovviamente sarebbe consigliato parlarne con uno psicologo, ma almeno il genitore può cercare appunto di scavare un po' e provare a capire perché il figlio non esce di casa, quali sono le motivazioni, se ha ansia del giudizio, se ha paura di relazionarsi, se subisce bullismo, se si sente pressato, se ha angoscia sul futuro. Insomma, bisogna per forza parlarsi, perché non c'è modo di vederlo esternamente, non c'è un segnale, diciamo, fisico che può dirti ok, quel ragazzo ha un problema di questo tipo. Quando la persona è maggiorenne, diventa maggiorenne, voi professionisti vi relazionate ugualmente con la famiglia, o non è più possibile farlo perché resta nel rapporto diretto con il paziente che ha raggiunto la maggiore età, pur magari vivendo in famiglia il giovane? No, assolutamente, secondo me bisogna sempre intervenire sulla famiglia, anche nei casi di hikikomori di 30-40 anni, perché se il figlio vive lì bisogna per forza intervenire a livello sistemico. Lavorare sul ragazzo, sull'adulto in questo caso, senza coinvolgere i genitori, rischia di essere talvolta controproducente, perché se ci sono delle dinamiche familiari che favoriscono l'isolamento, se non si vanno a correggere quelle dinamiche, si rischia di non riuscire veramente a far produrre dei cambiamenti magari stabili al ragazzo. Purtroppo alcune famiglie sono poco collaboranti. Ci sono delle famiglie strepitose anche nella nostra associazione, che sono prontissime a mettersi in discussione, hanno gli strumenti, la cultura per dire ok, sto sbagliando queste cose, sto sbagliando questi comportamenti, li cambio. Altre famiglie sono molto chiuse, molto tossiche, e non riescono purtroppo a cambiare i propri comportamenti. In questo caso cosa si fa? Se non c'è neanche la scuola che può entrare a supporto perché il ragazzo è più grande, secondo me l'unica soluzione sono le comunità. In Giappone si è sperimentato molto il sistema delle comunità per i hikikomori, comunità che possono essere anche semi-permanenti, nel senso dove ci si può trasferire in pianta stabile. In Italia non ce ne sono che io sappia su questo specifico tema. Noi come Hikikomori Italia stiamo provando a stimolare anche questo tipo di servizio, perché io credo che in alcuni casi il fatto che il ragazzo o l'adulto, ripeto, possa uscire in pianta stabile dalla casa e non lo possa fare lavorando perché non ha le competenze, non ha gli strumenti, non ha ancora la forza per trovarsi un lavoro e mantenerlo, ma ha bisogno di uscire di casa per guadagnare piano piano un'indipendenza che non riesce ad ottenere in casa con i genitori. Io sono convinto che servono questi spazi dove insomma si possa lavorare lontano dalla famiglia, che ripeto in alcuni casi non può più agire o comunque non riesce ad agire. Assolutamente, siamo in chiusura, solo una cosa, il fatto di avere rapporti con attraverso i social e quindi comunicare comunque con altre persone non è quindi la situazione degli hikikomori?
Ma no, sì, sicuramente gli hikikomori, diciamo, in una fase non gravissima, usano internet per comunicare con gli altri, magari lo fanno con un nickname, quindi sicuramente non è che mettono le foto di loro in Ah, giro a divertirsi, quello sicuramente no, perché sono tutto il giorno in casa, quindi non hanno nulla da raccontare in quel senso, però utilizzano i social per parlare, magari usano molti videogame anche in senso sociale, no? Quindi giocare assieme, con persone che magari sentono, conoscono online, quindi da quel punto di vista, secondo me, i social, i videogame, tutto ciò che ti permette una relazione digitale può essere anche un fattore positivo, no? Se non diventa ovviamente qualcosa di chiaro. eccessivamente dipendente. Anzi, direi che se un ragazzo non utilizza i social o internet in modo sociale, io sono più preoccupato perché vuol dire che forse il suo isolamento è uno stadio superiore. Ovviamente, ripeto, anche i social hanno dei lati oscuri, no? Molto, molto importanti e Certo. possono avere un impatto negativo, quindi soprattutto relativo al confronto sociale, al fatto di sentirsi inferiori agli altri, meno felici, meno belli, meno simpatici, meno di successo e quindi insomma bisogna usarli con molta attenzione. Grazie mille. Allora siamo in chiusura. Una curiosità. Perché ha fondato questa associazione? Che cosa, lei che è comunque un professionista, un psicologo, un po' tutto campo, ha puntato su questo? Ma guardi, io ho studiato appunto psicologia e mi sono imbattuto per caso nel fenomeno degli hikikomori guardando un cartone animato giapponese quando avevo circa 20 anni e lì si parlava di questo problema che sicuramente riguardava molto la mia generazione. E anch'io comunque in quegli anni ero un ragazzo molto più timido, molto più chiuso, molto più introverso, quindi diciamo che c'è stata anche un'affinità personale, no? Nello scoprire che tanti ragazzi della mia età e che avevano caratteristiche simili alle mie decidevano di isolarsi completamente dalla società. Quindi diciamo che è stato un imprinting, mi ha colpito molto questa problematica sia da un punto di vista professionale, perché appunto studiavo psicologia e sicuramente il mio obiettivo era provare a crescere in questo campo, sia da un punto di vista personale. Ho deciso di aprire un blog che si chiama ikikomoritalia.it dopo aver scritto la tesi sull'argomento e questo blog diciamo che è riuscito nel mio intento, ovvero quello di intercettare le persone che in Italia soffrono di questa problematica e tutti coloro, anche le famiglie, i genitori, gli insegnanti, insomma chiunque ne sia in contatto che vogliono approfondire questo tema. Quindi poi dal blog ikikomoritalia.it nato nel 2013 è nata l'associazione negli anni Certo. successivi proprio a partire dalla comunità di persone che si è radunata intorno a questo sito internet. Quindi diciamo ci sono motivazioni sia professionali ma sicuramente anche umane perché credo che sia una problematica insomma molto generazionale. Io ho 30 anni, non sono più giovanissimo, però sicuramente ho delle affinità insomma, con questo fenomeno che riguarda, ripeto, molto anche la mia generazione. Assolutamente. Io la ringrazio, professore, la ringrazio moltissimo del suo intervento, le auguro buon lavoro perché so che in questo periodo ne ha veramente tantissimo. E Sì, niente, grazie a voi dello ci spazio. aggiorneremo magari se lei ci aggiorna sulle attività che svolge, su anche degli esiti di ricerche che comunque conducete. Grazie Va ancora. bene, Allora, a lasciamo il voi. nostro interlocutore, il nostro ospite, ringraziandolo, ringrazio voi telespettatori, restate con noi perché le interviste continuano dopo la pubblicità.